Giornata di novità, non solo test del nuovo Rider 750 di Brighton, ma New Bike Day, prima uscita su strada con la Roubaix. Allora, partiamo dalla fine, faccio un video un po' sottosopra con l'inizio filmato a fine giro. Voglio darvi subito un paio di impressioni a caldo sulla nuova Roubaix 2021 allestimento Expert. Allora, è sorprendentemente reattiva in salita ed ha un senso di velocità sul piano veramente figo. Sembra di andare molto più veloce rispetto al solito. Potrebbe essere che mi sono autoconvinto, ma guarderò un po' di tempi su Strava e avrò riscontro di questa cosa. Comunque la bici è veramente tanta roba, molto contento. Allora, sono a casa e voglio fare un veloce bilancio prima di lasciarvi un po' di immagini raw dell'uscita. Non so neanche se metterò la musica come sottofondo, ma vi lascerò magari solo qualche spezzone di giro pedalato fra salita e discesa. Abbiamo fatto un po' di su e giù intorno al Monte San Michele, io e Riccardo. Comunque, ci sono un po' di cose che devo metabolizzare. Allora, la bici è sicuramente molto reattiva e devo capire come sfruttare al meglio nella pedalata e nella scelta dei rapporti la funzione Synchronize del cambio Shimano Di2, perché ogni tanto mi viene ancora da cambiare il rapporto del deragliatore con il deragliatore, quando invece forse dovrei continuare a cercare i rapporti sulla cassetta posteriore e lasciare che il cambio appunto deragli sulla corona grande o corona piccola di volta in volta. Quindi questa è già una cosa che devo un attimo metabolizzare e magari darò qualche impressione dopo qualche chilometro in più. Seconda cosa, la reattività della bici mi ha lasciato veramente sorpreso, è una cosa che non si percepisce assolutamente sui rulli, dove è tutto molto più statico, ma dal vivo veramente tanta roba. Potrebbe essere, ripeto, che mi sia suggestionato, ma dopo guarderò i dati su Strava. Sicuramente una cosa da provare con più calma inoltre è il Rider 750 con cui ho monitorato questa uscita. Adesso vi posso dire che non mi ha dato nessun problema, come peraltro non avevo avuto nessun altro problema con i precedenti 420 e poi 860, anche se so che qualcuno di voi con l'860 ha avuto dei problemi, mi dispiace. Però sicuramente vorrò metterlo alla prova un po' più seriamente, magari con un percorso tracciato per capire anche il discorso dei grafici della salita, la navigazione, le svolte, le indicazioni e così via. Non l'ho messo alla frusta oggi perché avevo già tante cose nuove su cui concentrarmi e da provare e da iniziare a metabolizzare. Comunque, super uscita oggi, era una giornata stupenda, meritava assolutamente uscire, giro breve, 43,9 km con 24 km/h di velocità media, 660 metri di dislivello, giro tranquillo, 148 battiti medi. Sono molto contento, non vedo l'ora di continuare a uscire su strada con la nuova Roubaix. Vi lascio qualche immagine, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento se volete fare qualche domanda, se vi è piaciuto il video e volete lasciare qualche impressione. Ci vediamo al prossimo video e vi lascio qualche immagine della Roubaix. Ciao!
zona monumentale Monte San Michele. Momento gravel as usual. Ma che gravel? Andiamo giù? Sì, non so dove siamo. Di qua, di qua.
libero